Mia preoccupazione era, come si vede, si sente tante volte, che uno va fuori di testa completamente e compie il gesto estremo. E io l'ho visto qualche volta schizzare, dico magari con la prima persona non l'ha aggredita, ma arriva alla seconda e aggredisce la seconda. Non è che dobbiamo aspettare che uno ammazzi qualcuno per capire che è pericoloso, bisogna fermarsi prima. Una bomba pronta a esplodere che ormai stava seminando il panico nel cuore di Oderzo, accumulando un rosario di contestazioni e reati che l'hanno portato dritto in carcere. È qui a Santabona che adesso si trova Mohamed Diarra, 31 anni, cittadino del Mali, migrante regolare, sembra sotto protezione speciale, inizialmente ospitato al centro di accoglienza dell'ex caserma Zanusso, diventato poi un senza fissa dimora. L'ultimo episodio riguarda una ragazza che appunto si trovava nel parco e che è stata avvicinata da questo soggetto, il quale con una scusa le ha chiesto una sigaretta, poi al suo rifiuto ha avuto una reazione scomposta e in un certo momento l'avrebbe anche minacciata con un coltello per avere un rapporto sessuale. Chiaramente la ragazza poi è fuggita ed è riuscita a mettersi in salvo. Un tentativo di stupro dunque nel parco di Cadiedo sul retro del municipio, vittima una 27enne di origini pugliesi, fatto preceduto qualche giorno prima da un'aggressione nei confronti di una ragazzina non ancora sedicenne, poco distante dalla pizzeria Quattro Cantoni in pieno centro. Prima le ha sottratto un accendino, poi le ha avvicinato la fiamma all'orecchio, minacciandola. Non fatti isolati, come sanno bene commercianti ed esercenti del centro, nel mirino quasi sempre giovani donne. I toni si stavano alzando, le segnalazioni moltiplicando. Magari per ragazzi come me neanche tanto, perché magari girano in gruppetto, però lui più che altro puntava le ragazzine quando le vedevo anche da sole, perché io so che la ragazzina qua davanti al tabacchino che è stata minacciata era da sola al momento e aveva 16 anni, quindi sì, normale che si trovi un po' impaurita. Andava in cerca proprio di determinate persone, andava a colpo sicuro, diciamo, ecco così. Da quello che so io, dopo, sai, sono voci di, chiamiamole corridoio, so che si drogava, quindi magari anche un po' indotto a quello, sai, l'alterazione, poi comunque io lo vedevo sempre vagabondare, fare un po' di casini qua e là. A inizio giugno il 31enne era stato denunciato anche per il reato di invasione, facendosi trovare abusivamente in alcuni locali dismessi del comune all'ex Zanusso. Un soggetto noto, Mohamed Diarra, la stessa sindaca in passato aveva effettuato dei TSO, anche il comune lo aveva supportato, ma la questione, dice Scardellato, che ringrazia gli uomini della tenenza per quello che definisce un triste epilogo, sta a monte. L'accoglienza è possibile se i numeri sono limitati, se i numeri sono infiniti e se non è controllato il flusso, l'accoglienza è impossibile, lo dico da sempre e i fatti lo dimostrano, perché vorrei sapere di questa persona se tutti quelli che parlano